benvenuti a Stupor Mundi, salutiamo. Stasera parliamo di teatro in lingua siciliana. Abbiamo con noi in collegamento da Messina Eros Solonia e Giacomo Guttadauro. Buonasera. Buonasera a te, Fonso. Buonasera. Buonasera. Allora, Eros e Giacomo fanno parte di una compagnia teatrale che si occupa anche di teatro in lingua siciliana. La compagnia la lasciamo dire a loro. Come vi chiamate? Prometeo Liberato. Lo abbiamo liberato dopo tante vicissitudini. Prometeo. E siete qua stasera, se ti capi chi fate teatro in lingua siciliana, è corretto? Esatto, stiamo allestendo uno spettacolo già dal 2019 sull'Odissea di Omero, tradotta in dialetto messinese, inizialmente dalla poetessa messinese Rosa Gazzara Siciliano in endecasillabi, quindi col metro dantesco, no? Che poi ricordiamo che è stato inventato in Sicilia, no? Questo sonetto endecasillabo, eccetera. Trova la sua dignità in questa, diciamo, unione poi con l'Odissea, che è il primo romanzo della storia dell'Occidente, no? Che io da piccolo questa traduzione leggevo ai miei bambini e che oggi recitiamo ai bambini che sono di fronte a noi, ai bambini che ci sono dentro ognuno di noi, no? Nella lingua siciliana, una lingua molto aulica, non volgare, in una lingua che ha la stessa dignità che avrebbe la recitazione di Dante dell'Inferno, no? E che noi proponiamo in una maniera totalmente inedita, perché di solito, sai, l'Odissea, quando uno la studia a scuola, la legge, prima si leggeva quando eravamo ragazzi, no? Nella traduzione di Pindemonte, no? Quello che Foscolo chiamava il traduttor dei traduttor d'Omero. E ci facevamo due palle davanti a questa cosa, perché era comunque imprigionata nell'alveo di una cultura borghese nascente all'epoca, no? E ora invece questa traduzione che noi abbiamo è una traduzione molto vicina da una parte al popolo, perché parla la nostra stessa lingua, no? Perché parla questa lingua che parla a tutti, che quindi toglie questa patina letteraria all'opera, e però lasciandone tutto il corpo, tutta la enorme maestosità che è quella di Omero. E per questo ho scelto Giacomo, che è un puro spirito siciliano, in tutto, dalla rivendicazione dei Vespri fino alla lotta contemporanea, incarnata in questa lingua che noi stiamo proponendo come una cosa assolutamente inedita. Non è mai successa, credo, che Omero sia stato recitato come un cunto, in cui ritroviamo la tradizione dei cunti palermitani, catanesi. So che a Palermo e Catania ci sono queste sciarre, no? A chi si deve accaparrare il cunto, no? Però Messina invece siamo sempre stati qua sotto, noi non siamo bravi a fare il cunto, invece noi sì, noi siamo bravi a fare il cunto e noi lo riproponiamo in quest'alveo, in questa cultura. Io ho visto alcune immagini e devo dire che l'esito è eccellente. Veramente a me viene voglia di andare al teatro e vedervi, perché è molto molto interessante. Ma Giacomo, allora questo vostro spettacolo già è andato in scena più volte, anche credo fuori dalla Sicilia. Come è stato accolto? Avete recitato in lingua siciliana anche fuori dalla Sicilia, mi immagino, no? Certo, lo spettacolo che abbiamo portato fuori, insomma, di cui stiamo parlando, l'Odissea, è in lingua siciliana e l'abbiamo portato a Tor Bella Monaca, al teatro di Roma. Abbiamo fatto 3 serate, è andate molto bene, quindi è gustabilissimo e comprensibile da chiunque. Lo porteremo a Genova, ad Arenzano,
il 20 aprile, senza nessuna paura, perché sai cos'è? È che come un po' il napoletano che è conosciuto da tutti, il siciliano comincia da un paio di anni, non diciamo dagli anni 60, come si chiama poi là, Franco e Ciccio, no? In realtà ecco, è una lingua che comincia a essere già ascoltata e compresa, e poi noi lo recitiamo in una maniera molto icastica, cioè siamo proprio nella performance in cui non c'è bisogno neanche di comprendere il testo, perché quello che si comprende è proprio il sentimento, l'emozione che c'è dietro la cosa. Poi il pubblico magari non capirà tutte le parole, il romano, soprattutto il genovese, chissà che cosa capirà di questo spettacolo. Ma no, infatti, considera che l'anno scorso abbiamo portato, hanno visto 250 ragazzi di un liceo classico di Messina, e anche i professori erano, diciamo, sbalorditi, perché i ragazzi erano come ipnotizzati, diciamo, noi alla fine si sono alzati a fare applausi a scena aperta, proprio perché evidentemente questo siciliano veicola delle emozioni che altrimenti con l'italiano non potrebbe veicolare e tirare fuori. Quindi il nostro desiderio è quello di riuscire a portarlo dappertutto, teatri, scuole, i comuni, no? Nelle loro stagioni estive in cui... Prima di iniziare la trasmissione ho visto che avevi una chitarra e strimpellavi qualcosa, ma hai preparato qualcosa anche per noi oppure così? Era tanto per... Possiamo dare un assaggino di un pezzettino dello spettacolo. Prego! Amici miei, avete a sapere che tutte le sventure di suo pace cominciarono quando chi suo compagno sbarcò sopra l'isola do Ciclopo Polofemo. Io e i miei compagni rovammo un'isola selvaggia. Chiamammo la collina e vistammo una caverna oscura. Trasemmo e inciasciavammo pecore, agnelli, latti, grape, fumacci e in fondo, magari coppi viveri, però immensi, enormi ragni. D'un tratto la terra tremò, un sole s'oscurò, era un ciclopo Polofemo che giaceva in tasorutta. Era immenso, 5 dadi, 15 metri di statura, pequena petra grande quanto una casa e tappavo per tutto l'ingrasso. Noi non mucciammo il retro muro, ma i giornalisti s'avvicinò e cominciò a parlare in sta maniera. Forestieri, voi, cositi, a quale punto del mondo venite? Possi, ma che a fare? Un'avventura peccai e potrà di mare andate erranno, come le parate, che hanno sorto dura e fanno danno alle gente saneri.